Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un altro ragazzo che praticamente è in cerca della sua anima gemella. Si chiama Antonino ed ha 35 anni. Ciao Antonino. Ciao Alberto. Allora, tu sei di Trapani, giusto? Sì, sono di Trapani. Hai 35 anni? 35 anni. E praticamente tu sei in cerca della tua ragazza La ideale. mia ragazza ideale, sì. Ascoltami Antonino, quanto tempo è che non hai una ragazza tu? Io praticamente non sono mai stato fidanzato. Ho cercato di abbordare qualche ragazza quando ero molti anni fa, però non è andata bene. Esatto, quindi praticamente tutto questo tempo tu praticamente sei stato sempre single. Sì, sempre single, sì. Va bene Antonino, dimmi come passi il tempo nella giornata? Io lavoro così. Saltuariamente? Saltuariamente. Fai il parcheggiatore? Parcheggiatore, sì. Nella zona dell'ospedale mi sembra a Trapani. All'ospedale, sì. In attesa naturalmente di un lavoro più redditizio. più serio, più... Ascoltami, quali sono i tuoi hobby? I miei hobby, Ti piace la musica? Sì, mi piace la musica, andavo in palestra, ora purtroppo non è da molto tempo che non ci vado, ma vorrei ricominciare Certo. ad andare in palestra. Va bene, che genere di musica ti piace? Discoteca, qualsiasi tipo di musica, purché sia bello. Certo. Va bene, parliamo invece dei tuoi gusti sull'anima gemella. Praticamente parliamo innanzitutto dell'età. Che età la dobbiamo cercare questa ragazza? Partiamo da una base. Ma Tu hai 35 anni, quindi 27, 28, dai 27 a salire, fino ad arrivare ad un'età? 30 anni, 30 anni, anche 35 va bene? di meno. Meno di 35. 35 già. Dunque, dai 27 fino ai 34 anni. Sono vecchio. Certo. Vabbè, hai preferenza per quanto riguarda colore dei capelli, colore degli No, occhi? l'importante è che sia una bella ragazza. Che sia presentabile. Che sia, sì, Esatto. esatto. Poi praticamente poi quello che ti colpisce è il carattere. Sì. È giusto, se andate d'accordo o non andate Sì, d'accordo. esatto. Una ragazza giudiziosa che Va bene, la vuoi casalinga oppure se lavora non fa niente? No, se lavora non fa niente. Non fa niente. No. Un'altra cosa più importante è praticamente la vuoi single oppure se è separato non ha importanza, lo dobbiamo chiarire questo. Cioè deve essere single, sì. Però se ti viene qualcuna separata ti accontenti pure, no? Cioè, Non poi lo so. tutto dipende, insomma, perché queste cose di solito si parte con un'amicizia e poi giustamente mano a mano più si conosce uno, se deve nascere qualcosa nasce. Giusto? Io preferirei single. Esatto. Va bene. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Antonino, 35 anni di Trapani, che va cercando la sua ragazza ideale, la sua anima gemella. Per cui Antonino è un bravo ragazzo, non è stato mai fidanzato, per cui amiche telespettatrici è qui, è praticamente, come si dice, nuovo di zecca. Per cui è qui a vostra disposizione, per cui telefonate se avete voglia di conoscerlo, perché Antonino è qui che aspetta le vostre telefonate. E cosa possiamo dire Antonino? Non lo so, ti faccio la classica domanda che faccio ai cuori solitari, e cioè praticamente secondo te l'amore che cos'è? L'amore è un sentimento, non so, è praticamente così a parola non è... È un sentimento praticamente che lo senti dentro. Un sentimento che lo Ascoltami, senti. tu nell'arco della tua vita sei stato mai innamorato di qualcuno? Sì, Ah sì? sì, Quindi hai provato il colpo di fulmine? sì, sì. C'è Cioè stata praticamente una ragazza che ti ha colpito e che tu ti sei innamorato subito? E io mi sono innamorato, però non mi è riuscito. Perché ti sei innamorato tu, poi ma lei non ho sapeva niente magari? Un carattere pure molto timido. Ho capito. Sono timido. E la timidezza praticamente ti ha portato a questo punto, fino a 35 anni, insomma, di stare senza una qualche ragazza, eccetera. Sì. Esatto, Ma la così, timidezza purtroppo è così. Cioè, noi facciamo subito a cercare. Cioè praticamente la cosa funziona che praticamente la nostra trasmissione e il tuo video trovare praticamente, l'anima gemella. esatto, le ragazze che sono interessate a conoscere a te ti chiamano nel tuo cellulare, tu praticamente ti senti con questa ragazza, ti metti d'accordo, Sì. vi date degli appuntamenti, vi conoscete, insomma, sì. e prima nasce l'amicizia e poi in un Sì, secondo esatto. tempo se la cosa va praticamente c'è l'eventuale fidanzamento o la convivenza eccetera eccetera. Sì, Capito? esatto, sì. Va bene, amiche telespettatrici, ripeto, per chiunque di voi voglia conoscere qui Antonino, 35 anni di Trapani, può chiamare direttamente al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Ok? Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Antonino. ciao amici. Oh yeah!